Ogni gruppo ha partecipato con i propri colori e il proprio stendardo. Si è tenuto ieri, a Favara, il 27° cammino di fraternità, un incontro che ha radunato i membri delle confraternite della diocesi di Agrigento. 48 in totale le confraternite presenti all'interno della diocesi agrigentina, 25 quelle presenti ieri nella città dell'Agnello Pasquale. A fare gli onori di casa e ospitare i confrati sono stati i membri della confraternita della Santa Croce del Calvario, coordinati dal decano Rosario Sutera Sardo. Di buon mattino si sono organizzati chi all'accettazione e alla registrazione degli ospiti, chi per offrire loro la colazione. È un'emozione grande perché avere a Favara tutti questi ospiti è una cosa bellissima. E Favara ha ricevuto il primo cammino di fraternità nel 1992 e quindi si ripete ancora una volta con il nostro cammino ospitando tutte queste confraternite, che è una bella manifestazione, una bella partecipazione ed è un segno soprattutto di crescita per il paese favarese e per la nostra comunità. Il momento iniziale si è tenuto presso Piazza Don Giustino e la chiesa San Giuseppe Artigiano, dove si è tenuto anche un momento di preghiera, seguito dai saluti e da una riflessione sul tema delle confraternite, del ruolo che hanno all'interno della chiesa e dell'importanza del contributo che i giovani possono dare a queste realtà. A dare i suoi saluti è stato anche il responsabile diocesano delle confraternite e il superiore della confraternita di Maria Santissima Addolorata di Agrigento, Dino Montanalampo, al quale abbiamo chiesto quali sono le finalità di questi raduni. Si tratta di un cammino diocesano che noi ogni anno lo rinnoviamo, quest'anno celebriamo il 27°. Sono invitate tutte le confraternite della diocesi a partecipare a questo cammino di fraternità, dove c'è una condivisione di valori. Il valore principale è Cristo, Cristo è Dio e noi lo trasmettiamo e lo dimostriamo a tutto il popolo cristiano con la nostra presenza. Che emozione è vedere tutte le confraternite riunite? È un'emozione enorme, è un'emozione grandissima perché sta a testimoniare la vita viva della Chiesa cristiana. Gli appuntamenti per le confraternite non finiscono qui? Assolutamente. Il prossimo appuntamento ce l'abbiamo a Matera con il raduno nazionale delle confraternite che si celebrerà il giorno 14, 15 e 16 di giugno a Matera. Invito tutti, sia facente parte delle confraternite e non, a partecipare per vedere effettivamente quello che si fa all'interno di una confraternita. A seguire un lungo corteo delle varie confraternite, ciascuna con la divisa e lo stendardo che la contraddistingue. A fare da capofila la Santa Croce del Calvario, tutte insieme sono salite da Via Italia per poi scendere in Via Roma e Via Vittorio Emanuele sino ad arrivare infine in Piazza dei Vespri, all'interno della Chiesa Madre di Favara. Verso mezzogiorno poi la celebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo Francesco Montenegro, che ha affrontato il tema della pietà popolare e della vocazione iniziale per la quale sono nate le confraternite, invitando i presenti a un ritorno a questi valori cristiani per il bene della Chiesa e delle comunità. Presenti tra gli altri anche diversi parroci, tra i quali l'arciprete di Favara, Don Giuseppe D'Oriente, la sindaca di Favara, Anna Alba, il comandante della locale tenenza, Giovanni Casamassima, e il comandante della compagnia carabinieri di Agrigento, Luigi Garrì. Qual è l'importanza per la Chiesa Cattolica appunto delle confraternite? È l'associazionismo che nella Chiesa ha un ruolo molto importante. Poi il ruolo che è stato delle confraternite nel passato e che dovrebbe essere anche oggi è quello dell'assistenza ai poveri, a chi era in necessità e anche quello di aiutare il culto del Signore e dei Santi. Quindi un ruolo importante che forse un po' è sfumato nel tempo ma che è necessario riprendere. Durante l'omelia qual è il messaggio che vuole passare alle confraternite? Ma un po' ricordare a loro qual è il loro ruolo all'interno della Chiesa e quindi quello che stavo dicendo e quindi rianimarli in questo servizio che diventa importante soprattutto in questo territorio nel quale viviamo che è territorio di povertà, di emigrazione e di altro.